Oggi l'azienda Dersut è stata la sede di una competizione molto particolare. Ci può spiegare di cosa si tratta e quali sono stati i passaggi che hanno portato a questo risultato? Certamente abbiamo ospitato oggi e ieri, quindi il 24 e 25 giugno, l'Espresso Italiano Champion 2025, che è una competizione molto importante per il nostro settore, organizzata da IEI, cioè l'Istituto Espresso Italiano, e abbiamo aperto le porte della nostra nuova sede aziendale che abbiamo appena inaugurato per ospitare appunto la finale italiana. Quindi oggi è stato decretato il miglior barista d'Italia, che poi è una donna, una giovane, e quindi abbiamo la miglior barista d'Italia per la prima volta nell'Espresso Italiano Champion. È la prima volta che ospitate questa iniziativa e come mai credete in queste manifestazioni? Allora, la prima volta che ospitiamo all'interno dell'azienda questo tipo di iniziativa, però abbiamo già collaborato molto con IEI, anche perché ne facciamo anche parte, quindi supportiamo IEI per diffondere quella che è la cultura della qualità. Un po' di anni fa una delle tappe di qualificazione, non la finale italiana ma una delle tappe diciamo precedenti, è stata organizzata per 2 volte in Corte delle Rose, in centro città, quindi nella nostra Conegliano, ed era aperta ovviamente come visione al pubblico. E poi anche in occasione di una fiera molto importante per il nostro settore, SIGEP a Rimini, che si svolge ogni anno a gennaio, abbiamo collaborato con le scuole alberghiere, per cui gli studenti della scuola alberghiera hanno partecipato come proprio concorrenti per l'Espresso Young Champion, per cui noi crediamo fermamente in queste, proprio in maniera convinta, in questo tipo di iniziative per alzare il livello qualitativo di tutto il settore, per cui questa è una competizione, i baristi si sono sfidati, in 11 minuti hanno dovuto, in base a determinati criteri stabiliti dal concorso, quindi a livello nazionale, realizzare e preparare 4 espressi perfetti, 4 cappuccini perfetti, quindi poi valutati dai giudici, pulendo anche la macchina, quindi tutto quello che dovrebbe fare insomma il perfetto barista. E questo tipo di competizione appunto è una competizione, ma in realtà eleva il livello secondo me per tutto il settore. Io l'ho detto anche a chi non è arrivato primo, perché questi 12 sono stati bravissimi. Questo pomeriggio si sono sfidati gli ultimi 4 finalisti, ieri sono partiti in 12, sono arrivati in 4, però io ho detto dovete avere la consapevolezza di essere diciamo un esempio, un modello per tutti i professionisti del settore, per cui credo, al di là poi della vittoria meritatissima di Giulia quest'anno, che siano stati tutti veramente bravi. È un modello veramente per i colleghi, per il comparto, per il settore, e noi anche torrefattori dobbiamo lavorare in questo senso.